Bene, gloria a Dio, cari fratelli, sorelle, simpatizzanti amici, ben ritrovati. Ancora il nostro consueto appuntamento virtuale. Oggi abbiamo un ospite, si tratta del fratello pastore Davide Zappalà, che cura le comunità di Popoli e Sulmona in Abruzzo. È una gradita visita, tra virgolette, virtuale, in attesa poi di abbracciarci. Ho chiesto al fratello Davide, al caro fratello Davide, di poterci donare, regalare una sua breve meditazione per arricchire le anime nostre, per consolarci, per udire quella parola che dà vita alla fede e la fa crescere, la fa maturare. Quindi vogliamo con profonda gioia e attenzione anche ascoltare il fratello Davide. Sicuramente il Signore si userà per la sua gloria e per parlare alle anime nostre. Prego, fratello Davide. Bene, un caro saluto, fratelli di Vittorio Veneto, di Pieve di Cadore, un abbraccio fortissimo al fratello Marco Rubino, il pastore di queste comunità. Spero di trovarvi bene. Noi qui in Abruzzo, grazie a Dio, tutto bene per quanto riguarda la mia famiglia, ma anche i fratelli della Chiesa che Dio mi dà grazia di curare, fratelli di Popoli e di Sulmona che vi salutano caramente nell'amore del Signore. Grazie fratello Marco per questa opportunità di poter condividere qualcosa con voi della parola del Signore. Volevo leggere un solo verso, nel capitolo 6 dei Giudici, il verso 13, qui ci troviamo nel momento stesso in cui Dio chiama Gedeone all'azione per salvare il suo popolo oppresso dai Madianiti. E il verso 13 che noi leggiamo ci fa capire un pochettino il carattere di Gedeone, ma anche un po' il nostro. Giudici 6, verso 13 dice così: l'angelo del Signore apparve a Gedeone e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. E Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Sgomento. La difficoltà era tanta, il popolo di Dio oppresso, e Gedeone lì che si vede all'improvviso visitato dall'angelo del Signore. Quella di Gedeone è una domanda seria, sono perplessità, diciamo così, che si possono comprendere molto bene. Perplessità che rispecchiano spesso ciò che sono i nostri stessi dubbi nei confronti dell'operato, a volte anche del Signore. La domanda che spesso mi sono posto in questi giorni è: ma ci può essere veramente qualcosa di positivo in mezzo a questa tragedia che stiamo vivendo? Personalmente il Signore mi ha fatto capire che un qualcosa di positivo c'è. Con ogni probabilità Dio ha permesso questa prova perché noi potessimo fermarci un attimo a riflettere seriamente sulla nostra condizione spirituale. Così come Gedeone, anche noi ci troviamo in mezzo ad una situazione molto difficile e Dio ci chiama all'azione. Dio chiama ciascuno di noi ad esercitare la nostra fede. Ci può essere qualcosa di buono in mezzo a questa tragedia? Sì, fratelli, ci può essere qualcosa di buono.
perché forse oggi più che mai abbiamo del tempo per stare ai piedi del Signore, per ascoltare la sua voce, le sue indicazioni, per essere confortati, per essere rinforzati, per essere aiutati a combattere, a lottare per la fede e soprattutto a vincere. Gedeone doveva imparare, in mezzo a quella difficoltà, che cosa voleva dire essere stato scelto dal Signore per liberare il suo popolo. Noi siamo la Chiesa del Signore e siamo stati scelti per dare una speranza a questo mondo, una speranza nel nome di Gesù. Il popolo grida, Dio ascolta e manda Gedeone. Il popolo oggi attorno a noi grida di dolore, di sgomento, di paura. Noi siamo la Chiesa che Dio ha mandato su questa terra affinché potessimo essere noi a dare una parola di conforto, di aiuto, di speranza alle persone che in questo periodo stanno soffrendo. Bene, Gedeone, la sua domanda, le sue riflessioni, le sue perplessità, che a volte sono anche le nostre stesse perplessità. Che Dio ci aiuti a riconoscere la voce del Signore che parla al nostro cuore. L'angelo del Signore appare dunque a Gedeone. Che sorpresa, Immagino la sorpresa di quest'uomo nel vedere l'angelo che gli diceva determinate cose in merito al futuro del suo stesso popolo. Vedete, l'Iddio nel quale lui credeva sembrava così lontano. Gedeone l'aveva sempre visto così, molto lontano, disinteressato. E quelle parole che lui esprime al verso 13 che noi abbiamo letto, in realtà facevano venire a galla tutta la sua delusione, tutto il suo scoraggiamento. Povero Gedeone, non sapeva ancora che il Signore del quale lamentava l'assenza in realtà era colui che in quel momento gli stava parlando. Quante volte, fratelli, nelle difficoltà i nostri occhi sono chiusi, le nostre orecchie non sono attente, non riusciamo né a vedere né a sentire che in realtà il Signore è vicino a noi. Quell'Iddio che Gedeone dava per disperso, che diceva di non vedere in mezzo a quella situazione difficile, in realtà era proprio lì, stava davanti a lui. E oggi la mia preghiera è questa: Signore, apri i nostri occhi e permettici di vederti in mezzo ai nostri problemi. Gedeone dice all'angelo: se il Signore è con noi, come mai ci sta accadendo tutto questo? Come mai ci succede tutto questo? Come mai i nostri nemici sono di nuovo tornati alla carica e sono riusciti ancora una volta a sottometterci? Eppure Dio era lì, si era presentato a Gedeone, era sceso fino a lui ed era pronto ad intervenire in favore del popolo usandosi proprio di lui. Che Dio ci perdoni per tutte quelle volte in cui lo scoraggiamento ci impedisce di riconoscere la presenza di Dio vicino a noi. Fratelli, Dio è attento al nostro grido, Dio è attento alla nostra preghiera, la nostra causa, è scritto nel libro di Giobbe, sta davanti a Lui giorno e notte. Fidiamoci del Signore. Che Dio ci perdoni anche per tutte quelle volte in cui dimentichiamo che la Sua presenza ed il Suo aiuto ci sono garantiti dalla promessa più bella che è racchiusa nell'Evangelo, e cioè la promessa che ci ha fatto Gesù. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò. La parola di Dio, fratelli, che dura in eterno, è preziosa fonte di tranquillità per tutti noi. Gedeone, come tutta la sua generazione,
Quella che seguì a Giosuè purtroppo non conosceva in profondità il Signore, e alla fine di questo breve pensiero mi voglio ricollegare a quanto stavo meditando un po' anche all'inizio. È tempo. Quanto è prezioso questo tempo per noi, cari fratelli. Dio ci sta concedendo del tempo. Allora il mio consiglio è questo: sfruttiamolo al meglio. Ora, in questa fase, in questi giorni, abbiamo una grande opportunità. Possiamo dedicare del tempo per conoscere meglio il nostro Dio, perché più lo conosciamo e più saremo in grado di riconoscere la sua voce e per lo Spirito vederlo in ogni istante della nostra vita accanto a noi. Perciò allontaniamo da noi ogni scoraggiamento ed applicando questa parola nella nostra vita, fratelli, vogliamo continuare a confidare in colui che ci dice: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Dio è con noi, cari. Oggi è con noi. Sarà con noi ancora domani. Che Dio vi benedica caramente. Un abbraccio a voi tutti, nell'amore del Signore. Pace. Bene, eccoci ritornati in Veneto. Gloria al Signore, dopo aver ascoltato la preziosa parola di Dio che il Signore ha messo nel cuore al fratello Davide Zappalà. Vogliamo intanto ringraziare il fratello Zappalà, speriamo di rivederci presto e intanto vogliamo, concludendo, ringraziare il Signore con una preghiera. Vi invito a chinare il capo, a chiudere gli occhi e ad aprire il cuore. Gloria al tuo nome, Signore Padre nostro, grazie ancora per questi momenti che ancora ci regali, grazie per il dono e ancora il ministero del fratello Davide Zappalà, Signore, benedicilo, guidalo, ancora nel suo compito, guidalo assieme alla sua famiglia, benedici la sua casa e ancora le comunità che tu gli hai dato da curare. O Padre nostro, ancora in questo tempo dacci forza, rassicuraci, sostienici, o Padre. Noi ti diciamo grazie, grazie perché sei fedele, grazie perché vegli su di noi, o Signore, e noi dal profondo del cuore leviamo a te la lode che ti è dovuta, Signore. Padre Celeste, rimani con noi, con quanti ti amano e ti temono. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, l'amato tuo figliuolo, che vive e che regna in eterno. Amen. Amen. Fratelli, Dio ci benedica. Appuntamento alla prossima occasione. Pace, pace a tutti.